Buona serata, ben arrivati alla nostra trasmissione in diretta. Come sempre la possibilità da parte vostra di partecipare, di intervenire, di dire la vostra opinione oppure di mandare i messaggi nell'arco di tutta la trasmissione. Allora, il titolo Stato rapace, punto di domanda. Cosa ne pensate in questa situazione così difficile, quando vediamo che vengono presi dei provvedimenti molto pesanti effettivamente, che graveranno, non dico gravano in questo momento, perché in questo momento ci sono solo alcuni aspetti che stanno gravando, ma graveranno da qua a venire, sembra per 20 anni, sulle tasche di tutti quanti i cittadini. In modo particolare, in primis coinvolti sono chi svolge attività produttiva, quindi gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, gli operatori di settore, i liberi professionisti, le categorie produttive in genere, e poi naturalmente i super tartassati sono i cittadini normali, quelli che non hanno uno stipendio o una busta paga particolarmente cospicua. Guardiamo e analizzeremo i vari aspetti, li abbiamo visti nell'arco dei diversi appuntamenti, delle diverse puntate. Vi presento subito i nostri ospiti qui in studio con cui interagiremo. Allora, Athos Santolin, ben arrivato, presidente dell'Ordine dei commercialisti di Vicenza e consulenti del lavoro comunque. Esperti contabili. Esperti contabili. Il suo apporto sarà fondamentale perché ci aiuterà a capire in quali dinamiche, verso quale ottica anche economica ci possiamo volgere. Ben arrivata Daniela Rader, che è della Confartigianato, presidente Confartigianato Donne Impresa del Veneto, quindi rappresenta la categoria di piccoli imprenditori che purtroppo stanno soffrendo. Abbiamo visto anche il caso sempre più numeroso di suicidi che vedono proprio gli imprenditori coinvolti, e che cosa si sta facendo in modo particolare, se ci sono dei finanziamenti, se le banche in qualche modo si smuovono alle vostre istanze oppure, come la risposta sembra normale, non lo è così. Ben arrivato anche a Flavio Frasson, che è presidente dell'Ater di Padova, e quindi come Ater anche il discorso delle case popolari, tra l'altro notizia di quest'oggi sui quotidiani cittadini, è la richiesta enorme di case popolari di migliaia e migliaia di persone, mai è stata così alto il numero. Poi ovviamente le case popolari devono pagare l'IMU, una tassa, sembra strano però devono farlo, vero Presidente? E quindi pare proprio di sì. Pare proprio di sì, quindi sentiremo cosa da raccontarci. Tra l'altro Flavio Frasson è coordinatore provinciale di Alleanza di Centro, quindi anche un esponente politico. Stiamo attendendo l'arrivo anche di Arrigo Abalti, capogruppo PDL provincia di Vicenza. C'è una maggioranza di vicentini in questa circostanza, ben venga. Allora, prima di incominciare alcuni punti che sono molto importanti per capire di cosa stiamo parlando. Pensate che nel weekend di Pasqua c'è stato un calo del 10% del flusso del movimento turistico degli italiani nella regione del Veneto, nell'ambito proprio regionale. Questo fa capire che l'italiano è stato di più a casa. Un abbassamento in percentuale altrettanto rilevante dei consumi fuori, quindi dall'ambito domestico. Taglio dell'1,3% dall'inizio del 2012 sulle spese alimentari, mai stato così alto. Le tasse locali arriveranno alla fine dell'anno a 1.230 euro pro capite, però sembra, dati fatti dalla CGIA di Mestre, che dovrebbero circa raddoppiare, poi cambierà a seconda dell'area territoriale, perché Varese sarà la più tartassata, i varesini saranno i più tartassati in assoluto. E poi dobbiamo aspettarci ancora l'addizionale IRPEF regionale, la comunale, l'IMU che vedremo ancora insieme, naturalmente l'IRI, perché ci sarà anche questa tra l'altro che deve arrivare, che è questa tassa sul reddito di impresa e sulle professioni, che premierà però le società capitalizzate, e questo è un altro aspetto molto particolare da analizzare. È stata tra l'altro approvata nel silenzio generale la riforma costituzionale sul pareggio di bilancio. Cosa vuol dire? Che per i prossimi 20 anni circa l'Italia dovrà recuperare 30 miliardi di euro. Sapete cosa vuol dire? Che in un modo o nell'altro questo, siccome è stata fatta una riforma costituzionale, bisogna fare questo recupero, aumenteranno di conseguenza le tasse, perché si andrà circa a più di 1 miliardo di euro all'anno. Non si sa come, non si sa in quali versi, ma questi soldi dai cittadini italiani dovranno uscire. Va bene, meno 10,7% di calo dei consumi a marzo rispetto a febbraio per mettere la ciliegina sulla torta. Vediamo questo contributo insieme tratto dal TG di Rai 3 e poi incominciamo il nostro dibattito.
valenza simbolica rilevante. Siamo forse nel momento più difficile della crisi. La recessione colpisce da mesi ormai, morde nella vita della gente. Ospite di Lucia Annunziata, in mezz'ora, il ministro Passera ammette: molti dei provvedimenti presi dal governo non hanno avuto ancora effetti, se non quelli immediati e più duri per le tasche degli italiani. Ma bisogna andare avanti, dice. La strada è lunga e non esistono ricette facili. Non c'è la bacchetta magica. Noi non cresciamo da più di 10 anni in maniera adeguata, forse perché cerchiamo l'ideona o la scorciatoia. Noi dobbiamo mettere a posto tutto, dobbiamo fare le infrastrutture, dobbiamo mettere in condizione il nostro paese di funzionare. Ed ecco allora che serve la riforma del lavoro. È migliorabile come tutte le riforme, dice Passera, ma è buona e arriverà in fondo. Serve la semplificazione, serve l'ossigeno per le imprese, il credito cioè che va riattivato, e in settimana Passera vedrà banche e organizzazioni imprenditoriali. Quanto al fisco, domani il Consiglio dei Ministri varerà la nuova legge delega per il riordino complessivo del sistema. Nessuna illusione però. Tesoretti a cui attingere per ridurre le tasse per ora non ci sono. I soldi in più incassati dalla lotta agli evasori e ai risparmi di spesa un domani serviranno ad abbassare le aliquote, a creare occupazione, a ridurre il debito, dice Passera. Ma nessuna anticipazione su tempi e scadenze. D'altra parte proprio la recessione e le nuove tensioni sui debiti pubblici europei impongono la massima cautela. Vabbè, però forse la Passera ci sta, perché un'ideona dovrebbe tirarla anche fuori, perché insomma finora queste ideette sono state la soluzione, come dicevamo, del ragionier signor Fantozzi. Certo. Beh, devo dire innanzitutto che finalmente ho sentito un politico, diciamo che Passera è un politico, che dice che da 10 anni lo Stato non cresce. Noi commercialisti, visto che sappiamo di economia, ma la sappiamo perché guardiamo i conti, i numeri, i bilanci, l'abbiamo detto da tanto tempo che lo Stato non cresceva. Quando abbiamo più volte detto, probabilmente non in televisione, probabilmente non abbiamo scritto nei giornali, però l'abbiamo detto nei momenti, se non siamo stati probabilmente molto bravi, però se l'abbiamo urlato non ci ha voluto ascoltare. Scusi dottore, mi permetto una cosa, non definisca Passera un politico per piacere, perché si offendono, siamo nel governo dei tecnici. Sì, adesso sta facendo il politico, no? Sta facendo il politico che ci dice sì, no, d'accordo. Allora, ha detto evidentemente che per fare la ripresa serve l'ideona, ma ha anche detto evidentemente che l'Italia non sta crescendo, e questa è finalmente una dichiarazione, mi scusi, io ripeto, in questo momento fa il politico, e finalmente questo è un politico che dice la verità. I numeri sono evidenti, l'Italia non è cresciuta dal 2000 al 2008, è un discorso che ripeto spesso, ma è giusto ripeterlo perché fa fatica anche entrare, e ha avuto un incremento di PIL del 2%, che equivale nel 2000 e nel 2008 a un incremento che era il peggiore con la Grecia, cioè in realtà non siamo cresciuti, perché il 2% nel 2000-2008, quando il mercato internazionale è aumentato di 2 miliardi e mezzo di persone che hanno chiesto evidentemente per fare le loro aziende, parlo dei cinesi, parlo dei brasiliani, parlo dei messicani, parlo degli indiani, hanno chiesto evidentemente beni e servizi strumentali, e chiaramente da qualcuno li hanno comprati, vuol dire che non hanno acquistato beni e servizi dalle aziende italiane. Ciò vuol dire evidentemente che dal 2000, anche prima del 2000, le aziende italiane, il sistema Italia, oltre alle aziende che fanno i servizi, avevano dei problemi. Quando è successa la crisi finanziaria, gli italiani, compresi evidentemente anche noi diciamo veneti, abbiamo pensato che gli americani avessero perso la testa e che il problema diciamo, del crollo di tutto questo, della crisi economica, fosse un problema finanziario. In realtà questo non è successo, perché abbiamo detto che c'era l'economia reale, quella nostra, quindi l'economia che andava bene, fondata sui prodotti e servizi, e l'economia della carta, cioè della finanza, su quella americana. Questo non è successo perché esattamente 4-5 mesi dopo, quando notevoli economisti italiani, politici e via dicendo, giornalisti eccetera, hanno definito questo, le aziende italiane hanno perso dal 30 al 50% del loro fatturato. Abbiamo cominciato dal 2% a scendere fino all'attuale meno 1,5, che è quindi in recessione. Ma quindi, sintetizzando, perché sennò anche chi ci ascolta si perde un po' nelle parole, e arrivando concretamente.
Quindi voleva dire che il nostro sistema economico aveva grossi problemi. C'erano, notevoli. però non venivano diagnosticati, non venivano diagnosticati, o meglio... o forse se voi lo sapevate avevate l'onere di segnalarlo più di una volta, bastava guardare i bilanci dello Stato, bastava guardare, diciamo, capire cosa voleva dire spesa pubblica che si alzava in maniera verticosa. E adesso abbiamo detto evidentemente che gli italiani sono in questa situazione, hanno, come siamo in tutte le famiglie, hanno ricavi per 10 e costi per 20, quindi evidentemente devono o aumentare i ricavi o abbassare i costi, cioè vuol dire i consumi. Lo Stato evidentemente a questo punto ha preso vicino al fallimento, perché a novembre eravamo vicini al fallimento, non avevamo soldi né per le pensioni né per i salari, ha chiamato un commissario giudiziale che si chiama Monti. Ma questa è la storia, noi la conosciamo di fatto, tutti purtroppo la sanno. Ha iniziato a riportare evidentemente nella maniera più semplice che potesse fare a questo punto, però non con... ha cercato di assestare quantomeno a diminuire le spese lentamente perché sono difficili, o quantomeno a cercare di recuperare risorse perché avevamo un buco gigantesco. E non è ancora riuscito, a terminare la fase 1 e non siamo ancora riusciti a entrare in fase 2, che è quella della crescita. E allora Comune Rapace sta scendendo sull'agnellino Comune Rapace ancora, con un'aquila, per trovare le proprie energie, ma senza pensare che magari potrebbe anche cercare di non volare, fare un po' il pollo invece che l'aquila e quindi consumare anche di meno, scusi la metafora, ma sì. Insomma un attimo solo, perché tanto ci ha raggiunto, come vi ho annunciato, Arrigo Abalti, capogruppo PDL in provincia di Vicenza, nonché responsabile della consulta al lavoro ed enti locali, quindi un ruolo che in questo modo calza. Io non interrompo, Presidente, perché poi per passare un po' la parola. Insomma, è una situazione un po' pesante, imbarazzante per chi lavora e chi si sente preso in questo modo. Ma innanzitutto è molto imbarazzante perché la gente ormai percepisce questa difficoltà e percepisce soprattutto questo scollamento con la politica, perché poco fa lei lo ha definito Monti un commissario giudiziale. Vorrei ricordare che Passera è comunque non è un politico, è un tecnico almeno sulla carta. Dopo una volta io che vengo un po' dalla Prima Repubblica, c'erano i tecnici d'area, sapevamo tutti che comunque avevano, diciamo così, dei riferimenti anche politici, per cui definirli dei tecnici è quanto mai una maniera per mascherare la realtà, perché i nostri ministri sono i tecnici, ma i tecnici d'area hanno tutti quanti delle etichette ben precise, solo che va bene così. Ecco, la cosa, mi rifaccio a quanto detto dal dottore. È vero, negli ultimi 10 anni, forse anche di più, l'Italia non è cresciuta come negli altri stati, è cresciuta poco. Pochissimo. E quindi ha perso competitività. Tra l'altro, il sistema euro ha fatto in maniera tale che uno dei piatti forti della nostra economia, che era l'esportazione, non potesse usufruire di quel famoso giochetto che era l'andare a provocare, diciamo così, il declassamento della lira, no? La svalutazione, si usava il sistema della svalutazione, certo, per rendere competitivo, diciamo così, il prodotto italiano. Non tenendo conto che poi dall'altra parte è vero che esportavamo a prezzi competitivi svalutando la lira senza avere grosse ripercussioni in termini economici, perché poi il sistema paese recuperava, però dopo la materia prima che noi non abbiamo la pagavamo anche di più. Questo era il rovescio della medaglia a livello economico. Ecco, siamo cresciuti poco e qui i conti non tornano. E mi piacerebbe, ecco, da questo dibattito stasera riuscire a capire questo, nonostante la manodopera in Italia costi meno degli altri paesi europei, più bassi, i dati di qualche settimana fa insomma lo dimostrano. Allora, non riusciamo a essere competitivi con l'export perché il nostro prodotto costa di più, la manodopera è quella che costa meno, dov'è allora il gap? Ecco, cosa dice? Che no, perché so che la soluzione è
qui si tratta di capire in questo sistema chi ha fatto il furbo allora a questo punto, perché mi pare di capire che c'è qualcuno che ha barato. Assolutamente. Un attimo solo, prima di parlare solo ad Balti, poi naturalmente anche al Presidente, sentiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, prego. Da dove chiama? Buonasera, chiamo da Montegrotto. Prego. Niente, così facevo una considerazione guardando la vostra trasmissione. Mi congratulo con voi perché affrontate dei problemi reali e perché trattate le cose fino al fondo. Va tutto bene, però francamente io personalmente ho una grossa delusione e vivo con grossa delusione questi momenti, perché non ho i 25, 30, 40, 50 anni che hanno i vostri ospiti, ma ne ho ben 84. Complimenti. Ho vissuto anche il periodo della guerra, quindi mi sono fatto un'esperienza di vita non indifferente, ne ho viste di tutti i colori. Però francamente vi dico che una situazione abnorme come la viviamo oggi io non l'ho mai vista e sono demoralizzato come uomo. Sono sempre entusiasta di essere un italiano, perché è giusto e perché amo la mia terra e amo la mia gente. Però quello che ho visto negli ultimi periodi della mia vita sono delle cose sconcertanti. Naturalmente la colpa va data alla società e a quelle famose mele marce che purtroppo si trovano dappertutto, in qualsiasi posto. L'importante è saper scovare queste persone e buttarle fuori, non lasciarle dentro che facciano dei danni che o fanno farle uscire paura. dalla porta e poi rientrano dalla finestra. Esattamente. Poi un'altra cosa comunque che mi ha incuriosito e che mi rende ancora perplesso. Ho sentito che la Banca della Comunità Europea deve elargire un fondo di, se non vado errato, 700 milioni di euro, mi sembra che siano 700 milioni di euro alle banche italiane per sanare una determinata situazione, con invece il risultato che le banche sono assoggettate a un 1% di interesse, sì, però sì. le banche a loro volta sfruttano questa situazione e prestano il denaro a chi a ne interesse ha ben più alto, bisogno. sì. Quando vogliono però, perché non danno niente. Assolutamente, fino all'8% per i privati. Che ti levano l'ombrello quando c'è il sole e ti danno l'ombrello quando piove. Chiarissimo, è una cosa che non funziona. Assolutamente. Quindi bisognerebbe prima di tutto che le persone fossero fondamentalmente oneste. Lo so. Grazie. Oneste. Grazie del suo contributo. Grazie molte. Allora, io direi di rispondere al nostro telespettatore e di andare prima in pubblicità, così possiamo anche un attimo pensare bene e vedere anche il discorso sì, effettivamente le banche ricevono dalla BCE, è un dato di fatto, l'interesse poi che viene caricato sul privato cittadino o sull'impresa, sull'azienda, eccetera, ben ce lo racconterà anche la nostra Presidente degli Artigiani, è ben diverso quando viene dato. Pubblicità, poi torniamo insieme. Eccoci qua, abbiamo una telefonata in attesa, pronto? Pronto? Sì. Buonasera signora, da dove chiama? Dalla provincia di Udine. Dica tutto. Niente, io volevo dire che penso che Monti non è che sta facendo tanto per le famiglie. Innanzitutto loro non si diminuiscono lo stipendio e le famiglie ci rimettono sempre. Adesso con la nuova IMU che deve arrivare vedremo quanto si andrà a pagare. Va bene già che arriviamo a fine mese con l'acqua alla gola. Certo. Perciò sì, anche loro dovrebbero vivere con 1.200-1.300 euro al mese come facciamo noi. Se loro 945 parlamentari che ci sono si tassassero di 10.000 euro a testa, in un anno leverebbero il debito pubblico e non sempre sulle famiglie e sui pensionati. Certo, assolutamente. Grazie signora. Prego, grazie. arrivederci.
Ecco, quello che dice la signora corrisponde a quello che sta arrivando in tantissimi messaggi che scorrono e che io leggevo prima anche andando in regia, ed è questo un po' la questione, che se l'esempio fosse stato fatto dall'alto, e quindi io non voglio fare antipolitica per dire sempre dei politici, perché poi lo continuo a ripetere, andate a guardare su internet tutti i burocrati che ci sono, i funzionari, centinaia di migliaia le varie caste, ce ne sono centinaia di migliaia che prendono centinaia di migliaia di euro al mese, pensioni mostruose. Da là avrebbero dato un esempio, ne parlavo prima fuori onda con lei Presidente, caspita, in Germania si è stata la corda, ma erano già in una situazione in cui il governante, il politico non prendeva cifre da paura, lasciamo stare l'imprenditore che può anche permettersi, se è un'azienda che va bene, di prendere e di pagare anche il proprio amministratore delegato quanto vuole, ma il pubblico è inammissibile, il cittadino non lo accetta. I movimenti trasversali che stanno facendo paura alla politica nascono da questo, è quello che dico io. Passo la parola a Balti perché prima l'ho fermata, poi a lei Presidente, a Frassone eccetera. Quindi cosa parliamo? Della deriva? No, rispondendo un po' alla signora e quindi vedendo questa considerazione. La signora ha ragione, anche se c'è anche, si sta affamando il popolo. C'è anche molta demagogia, ossia è vero che la politica deve riformarsi e che deve trovare modalità per dare l'esempio, per avere un atteggiamento un po' più sobrio nei comportamenti, nello stile di vita e anche negli emolumenti. Noi abbiamo paradossalmente una sproporzione tra gli amministratori locali, per esempio i sindaci, i consiglieri comunali, gli assessori, cioè chi è sul territorio, che alla fine si trova ad avere indennità o gettoni di presenza assolutamente irrisori, e la casta vera, che è invece da un'altra parte, che comincia nel livello regionale e finisce poi nel livello parlamentare romano piuttosto che europeo. Con assenteismi, mancanze di presenza sul lavoro. Ma io credo che se la politica avesse fatto bene il suo mestiere, e cioè se in questi 20 anni, mi ricollego a quello che stavo dicendo prima, in questi 20 anni ci fossero state le aspettative che c'erano all'inizio della Seconda Repubblica, ci fu un vento di cambiamento che lasciava intravedere un ammodernamento anche dello Stato. Queste aspettative sono state deluse, perché noi comunque abbiamo un sistema Italia che è fermo a 20 anni fa. Quello che è successo in Inghilterra, quello che ha fatto la Thatcher, di cui si diceva prima, che ha fatto negli anni '80, è costato lacrime e sangue agli inglesi, e c'è, io ricordo i film dell'epoca che raccontavano quello che stava succedendo in Inghilterra con autentiche tragedie, ma i benefici sono arrivati 5, 10, 20 anni dopo. E i benefici sono arrivati perché il rigore applicato dalla Thatcher e le scelte che fecero i governi successivi, anche non governi di destra, anche governi di sinistra, perché dopo la Thatcher, che fu un leader conservatore, arrivò poi Blair, arrivarono leader diciamo laburisti, comunque fecero scelte forti investendo sulla formazione, investendo sulla scuola, investendo sulle università, ma partendo da un rigore di bilancio che arrivava dalla Thatcher. Io spero che Monti stia facendo questo, cioè che siamo a una fase A in cui si va a mettere le mani sugli sprechi, a individuare quali sono i canali per mettere a posto il bilancio, e mettere a posto il bilancio dello Stato vuol dire sacrifici per tutti, per cui io credo che quello che ti dice l'italiano medio è: io faccio il sacrificio, ma lo facciamo tutti in proporzione alle nostre risorse, altrimenti diventa ingiustizia. Assolutamente, dopo scatta la rivolta. Telefonata, pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Pronto, buonasera. Da dove chiama? Chiamo da Vicenza, sono Marco Milioni. Dica. Allora, io volevo riconnettermi a quello che è stato detto prima e volevo sostanzialmente dire anche una cosa, che non è solo la politica che ha sbagliato negli ultimi 20 anni, ma tutta la classe dirigente, perché
soprattutto nel nostro paese, sono state impostate politiche macro a partire dalle infrastrutture che sono state completamente sbagliate. E adesso purtroppo stiamo raccogliendo i frutti avvelenati di questo tipo di politica. Quindi gli sprechi ci sono con la casta, ma ci sono anche in tanti altri settori. Basti pensare per esempio a quello che è successo col passante di Mestre, che è costato quasi il doppio di quello che era preventivato all'origine, cioè dovrebbe essere ripensato completamente il modello di sviluppo, e questa cosa purtroppo la politica, ma ripeto anche ai livelli alti del mondo bancario, nonché ai livelli alti del mondo finanziario, sono temi che non vengono presi in considerazione, e purtroppo si è perso tantissimo tempo e tantissimo terreno sotto questo profilo. Io vorrei chiedere agli ospiti in studio che cosa pensano da questo punto di vista. Certo, grazie del suo intervento. Frassone, poi Presidente Santini. Ma due considerazioni. Visto che avete citato, è stata citata poco fa la Thatcher e le rispondendo politiche anche al telespettatore. Sì, rispondendo vorrei ricordare che in America Reagan il suo primo mandato ha vinto dicendo che il problema non era nello Stato ma era lo Stato. Mi pare che in Italia siamo più o meno alla stessa ipotesi. Allora, oggi Napolitano ha detto una cosa importante: attenzione a demonizzare la politica. Quella con la P maiuscola però, non gli affaristi. La politica, cioè vuol dire chi rappresenta la polis, cioè gli interessi di tutti quanti. E qui siamo tutti quanti d'accordo. La politica non è più tale nel momento in cui fallisce, nel momento in cui rappresenta interessi particolari. Allora, riduzione, taglio dei rimborsi elettorali. Allora, noi abbiamo una legge elettorale oggi che manda in Parlamento automaticamente persone che teoricamente possono anche non spendere una lira, perché si viene eletti in Parlamento in base a una graduatoria stilata dalle segreterie di partito. Allora, spiegatemi cosa si spende, perché di solito le spese elettorali costano nel momento in cui uno si produce come candidato il materiale per essere eletto, per chiedere, diciamo, la preferenza. Deve andare alle famiglie, deve inviare, deve imbustare, deve fare una serie di... Questi signori vengono eletti in base a una graduatoria. Allora, per carità, io posso anche essere d'accordo con quello che hanno detto in questi giorni i signori dell'ABC. Lei diceva che eravamo là, io pensavo fossimo arrivati alla C, perché Alfano, Bersani, Casini eravamo alla BC della politica, non alla fase A, eravamo perlomeno arrivati alla C, e questo mi consolava. Però di fronte a una politica che comunque con Monti dichiara il proprio fallimento, perché mi ricordo esattamente cosa ha detto qualcuno che sosteneva il governo: abbiamo chiamato i tecnici perché ci diano una mano, era la dimostrazione del fallimento della politica. Allora, io manco ti pago a questo punto, cioè voglio dire, in un'azienda in cui il dirigente non raggiunge l'obiettivo, mica gli diamo anche il premio produzione. Su questo ci sono anche esempi bancari interessanti. Ci sono anche esempi bancari in questo senso, perché abbiamo assistito, a proposito di caste, che non è solo la casta politica, perché teoricamente la casta politica il cittadino la potrebbe mandare a casa dopo 5 anni, ma abbiamo la casta dei massoni di Stato, passatemi il termine, che te li tieni lì 40 anni di carriera, abbiamo visto 500-600 mila euro di stipendio all'anno, e questi non li mandi mai a casa, perché abbiamo visto nelle banche che dopo aver mandato in manovra la banca si prendono anche 40 milioni di euro di buona uscita. Sì, o società pubbliche. O società pubbliche, possiamo fare degli esempi molto... È lo Stato che non va in questo, va ripensato il sistema Stato, il sistema Italia. Forse non c'è tempo per ripensarlo. Ho capito che non c'è tempo, ma nel frattempo c'è Grillo che cavalca l'antipolitica, perché cioè, i voti di Grillo, che ieri si vantava di essere il terzo partito in Italia, sono voti comunque della gente arrabbiata che non li dà più ai partiti tradizionali. Quelli che ci stanno scrivendo sono tutti arrabbiati perché continuano a dirci queste cose. Immagino di sì. Un attimo solo che c'è una telefonata, poi continuiamo su questo discorso. Pronto? Mio. Sì, da dove chiama? Pronto? Sì, pronto, da dove chiama? Io sto chiamando da Cairano di San Marco, ma però ho altre persone in linea, non lo so. No, è con noi, dica tutto. No, perché adesso ho abbassato il volume del televisore, però non riesco a capire più niente. Gli ascolti il telefono e dica cosa deve dire. Parli. Pronto? Sì, pronto. Dica tutto. Sì, mi dica. No, dica lei.
Allora, magari cortesemente dalla regia riprendiamo la linea e spieghiamo un po' la questione. Magari mettiamo giù la telefonata e vediamo di recuperarla, perché forse non ha capito il meccanismo. Cortesemente dalla regia spiegate al telespettatore, così possiamo riprenderlo. Santolini. No, io non posso che essere d'accordo con capire i problemi che la gente normale ha, che saranno sempre di più in questo 2012. L'unica speranza, anzi ho la certezza, perché altrimenti se i politici hanno evidentemente creato problemi perché dovevano essere migliori amministratori, eccetera, ma non voglio entrare in questo perché non sono un politico, per cui non voglio giudicare chi è stato. Io spero che effettivamente questo governo di tecnici, che però adesso stanno facendo i politici, riescano evidentemente a superare, cioè a far partire la fase 2. No? Abbiamo detto la fase 1 è questa chiaramente di... sì, ma sono forse fuori tempo massimo per i cittadini. Lacrime e sangue. Facciamo fatica, è un imbuto e diciamo, abbiamo ricordato la Thatcher più di una volta. Monti la settimana scorsa, se non vorrei sbagliare 10 giorni fa, ha chiamato, il Presidente della Repubblica ha chiamato Monti a rapporto dicendo la crescita qui non si è vista, la fase 2 che doveva partire a gennaio, siamo a febbraio, marzo, aprile. Abbiamo avuto anche un ulteriore imprevisto crollo del PIL, questo non è colpa di Monti, è colpa della nostra torniamo sempre al discorso principale. No, posso spingermi un attimo, provocatoria. Mi lasci terminare però. Allora, evidentemente ci vuole un po' più di tempo. Stamattina dovevano arrivare con la piccola riforma fiscale, con la manovra, diciamo 2 interventi fiscali, sì, ma evidentemente dovevano essere supportanti a un inizio e non ce l'abbiamo fatta, cioè carbon tax per incentivi, piccola cosa evidentemente, ma già un inizio, oppure fondo fiscale per prendere risorse e cominciare a darle agli imprenditori che sono in difficoltà. Non ce l'abbiamo fatta. La colpa vuol dire che il Paese ha ancora bisogno di prendere risorse e poi cercare di utilizzarle. Quindi avremo evidentemente alcuni mesi, io penso che il punto più difficile sarà se lo terranno fermo con l'aumento del 2% dell'IVA dal 21 al 23, sarà devastante nei consumi, diciamo, poi c'era anche gli IMU eccetera. Quindi attraverseremo come gli inglesi con la Thatcher un periodo veramente molto difficile, ma insomma... mi permetto di dire, io non mi rassegno al concetto della spesa pubblica. Allora voglio dire, chiediamo sacrifici a tutti, continuiamo a dire che non ce la facciamo, però non mi risulta che ci siano evidentemente dei provvedimenti che vadano finalmente nella direzione del taglio della spesa pubblica, e mi permetto di sottolineare che le amministrazioni comunali nell'ambito del patto di stabilità e quant'altro sono state strozzate e sono quegli elementi che oggi sono limitati a dare i servizi ai propri cittadini, dove ancora forse si fa buona politica, magari non per tutto, ma voglio dire, le nostre amministrazioni, si diceva prima, i compensi degli amministratori locali non sono sicuramente quelli di altri. Si sono tagliati il numero di consiglieri come se il problema fosse lì, cioè che non è il problema di fondo è che io vorrei capire il governo Monti che disegno ha per tagliare la spesa pubblica, e se non si comincia da lì possiamo raccontare che doveva farlo sono perfettamente d'accordo con lei. Il problema, il federalismo ci diceva qualcosa, ma probabilmente nell'ambito di quello che era un processo da portare avanti. Fiscale, anche lì nel discorso fiscale bisognerebbe riprendere e ragionare. Vediamo se abbiamo recuperato la telefonata. Pronto? Pronto? Niente. No. Dalla regia niente, non mi danno segnali di vita, allora tornando. Ecco. Sono io. Eccolo qua, da dove chiama? Buonasera signora, buonasera. Chiamo da Battaglia Terme. Dica. Sono Italo. Intanto guardi, vi devo ringraziare perché siete un'alternativa ai programmi RAI che non guardo mai, e ai programmi della 7 e di Mediaset, perché voi fate intervenire il pubblico, perché è chiaro che i suoi ospiti in studio sono importanti, no? Ma è chiaro che a me interessa molto quello che dice o che scrive la gente, quindi è un programma veramente popolare che io apprezzo tantissimo. I soloni della RAI non mi interessano, perché? Perché tu non puoi entrare in trasmissione ed esprimere il tuo parere. Voi avete dato un titolo alla vostra trasmissione, Stato rapace, io direi Stato indelicato. Nel 93 abbiamo fatto un referendum, e praticamente noi sudditi abbiamo deciso
che non volevamo il finanziamento pubblico ai partiti e lo Stato non ci ha ascoltato ed è diventato rapace perché non solo ha mantenuto il finanziamento ma lo ha triplicato. E allora questa è una forma di mancanza di rispetto per il popolo, questo è un fatto molto grave e da ciò è iniziata quella manifestazione di intolleranza nei confronti di chi fa politica. Anche oggi hanno dibattuto in Parlamento e non sono riusciti a decidere niente, forse perché si metteva mano alle loro tasche, dovevano mettere le mani nelle proprie tasche con i soldi nostri. Voglio dire, i politici, io ringrazio i politici che lei ha presente nello studio, che sono meritevoli della loro partecipazione, ma i politici devono considerare che hanno 60 milioni di cittadini italiani che sono veramente stanchi, loro non considerano l'importanza che hanno queste manifestazioni di disappunto che qualche volta culminano in maniera tragica. Io lo dico con molto rispetto nei confronti dei suoi ospiti, non vi è data la supponenza di non considerare quello che vi diciamo noi, anche perché banalizzando, ironizzando al massimo, voi non vi rendete conto che siete, e lo dico con dispiacere, ma siete dei nostri dipendenti, cioè voi prendete i soldi dalle nostre tasche, se non li prendete voi, che siete meritori perché fate politica dal basso, però supportate dei leader, e questo mi dispiace, supportate dei leader che non meritano assolutamente rispetto, e questo è il grave della faccenda. Io penso che voi siate delle brave persone, alcuni di loro li conosco perché li vedo spesse volte in trasmissione, e io non ho dubbi che voi siate delle brave persone, ma come fate a tollerare certi capi? Certo, perché qui si parla prego, del governo Monti, ma quale governo Monti? Questo è il governo Napolitano, Berlusconi, Fini, Casini, Rutelli e Bersani. Grazie. E allora voglio dire, se voi aderite a qualcuno di questi partiti, come fate a non contestare i vostri leader? È questo che mi fa un po' di specie. Grazie. Grazie a lei, grazie, molto gentile. Comunque, per precisare, la Presidente Rader e il Presidente Santolin non sono figure politiche, perché non sono tecniche, però diciamo in certo qual modo sì, perché non rappresenta la politica, mentre a questo punto Flavio Frassone è un misto, e invece forse più politico potrebbe essere Abalti in certo qual modo. Guarda che i presidenti di Latere di solito sono scelti dai partiti, non sono scelti. Però è coordinatore provinciale, quindi in certo qual modo lo possiamo mettere. Io mi sono sempre considerato più però una storia politica, non c'è nessun problema. Io mi sono sempre considerato sempre molto un amministratore locale, di quelli che la politica l'hanno fatta dal basso, ho avuto la fortuna di ricoprire alcuni incarichi importanti. Ma per quello che la riconoscono sotto una certa veste. Ma voglio dire, la dimensione nazionale è un qualcosa, secondo me, che oggi è completamente scollegato dalla realtà del paese. Sì. Ma probabilmente anche per la questione del sistema elettorale, perché sistema elettorale è stato deleterio. È mortificante per l'elettore. Però giustamente il cittadino dice è stato avallato anche dal basso, perché altrimenti non aveva ragione d'essere. Questa è una considerazione. Andiamo in pubblicità, poi ritorniamo, vediamo anche dei contributi dopo. Allora, siamo ritornati in onda, penso che abbiamo già una telefonata in attesa, chiedo conferma dalla regia comunque. Pronto? Pronto? No. Allora, se non c'è la telefonata in attesa, perché non vedo segnali di vita, lanciamo un contributo che riprende un po' l'argomento, e quindi parliamo anche della situazione delle aziende, dei fallimenti, dei suicidi, insomma una situazione disastrata che purtroppo è in aumento. Vediamolo insieme. 33.000 imprese fallite in Italia da inizio recessione nel 2009, a soffrire soprattutto il nord. Uno studio di Cerved, società specializzata nell'analisi delle imprese e della valutazione del rischio del credito, ha stilato un rapporto dal quale emerge che i fallimenti di impresa stanno mettendo a dura prova soprattutto il cuore produttivo del nostro paese, regioni del nord-ovest in testa, Piemonte e Liguria, con Lombardia capolista, dove Milano registra il picco negativo.
In tutto il settentrione sono circa 17.000 le imprese che hanno dichiarato il crack, più di 8.000 al sud con la campagna in testa e oltre 7.000 al centro. La metà o quasi dei fallimenti ha interessato imprese nel settore dei servizi, il 23% aziende nell'edilizia e il 21% società manifatturiere. Se si confrontano però i dati dei fallimenti in relazione al numero delle imprese operative nei vari settori, si vede che le chiusure riguardano soprattutto l'industria e le costruzioni. Nadia Cavalleri, Sky TG24, Milano. Quello un po' che si diceva come settori coinvolti, no? Quindi occorre registrare un aspetto, prima si parlava appunto di edilizia e di pubblica amministrazione. Molte imprese, soprattutto nell'ambito di quelle che sono le regioni del nord, che hanno lavorato per la pubblica amministrazione, sono fallite nella misura in cui non hanno riscosso i loro crediti. Di contro si portano dietro tutta una serie di conto terzisti o di altre imprese che collaborando non sono state pagate. E da un certo punto di vista credo che lo Stato abbia una grossa responsabilità rispetto a questo aspetto qua, perché non è possibile che lo Stato sia l'esattore delle tasse nel momento in cui a te viene a chiedere quanto tu devi dare e poi sia la stessa mano che non ti dà quello per cui tu hai lavorato. Quindi da questo punto di vista io penso che gli imprenditori debbano fare una grossa riflessione, ma soprattutto lo Stato, la pubblica amministrazione deve evidentemente fare come il buon padre di famiglia: se hai i soldi per fare i lavori li fai fare, altrimenti devi fare qualcos'altro. A volte hai i soldi ma non li puoi spendere, sì, comunque il patto di stabilità ha messo in croce tutto il nord Italia. Poi parlo di amministrazioni comunali e provinciali che avevano, io parlo della nostra esperienza in provincia di Vicenza, dove c'erano milioni e milioni di euro bloccati con le imprese che avevano fatto i lavori eccetera, e il patto di stabilità ti blocca anche se sei virtuoso, quindi siamo al mondo alla rovescia. L'altro vizio tutto italiano, chiedo scusa mi interrompo, lo continuo a dire da anni, da quando facevo il sindaco, è che comunque quando si legifera in Italia si legifera da Marsala, quello che vale per il comune di Marsala, fino a Bolzano, non tenendo conto che i comuni del nord magari hanno i bilanci sani, hanno i bilanci con le risorse, non ti lasciano assumere personale nonostante tu lo possa pagare. Per niente la finanza è stata gestita da Roma a livello centralistico, quindi qui si potrebbe aprire il discorso sul federalismo. Ma no, adesso non apriamo, lo apriamo un attimo solo c'è una telefonata in attesa. Pronto? Federalismo dopo, un'altra puntata. Pronto? Sì. Buonasera, da dove chiama? Io chiamo da Treviso, buonasera a lei. Buonasera, dica. A voi. Allora, la prima cosa la vorrei dire e riguarda il metodo, nel senso che io per caso vi seguo questa sera, non vi avevo mai seguito, e la cosa che apprezzo è che finalmente si discute e si ragiona con un minimo di serenità. Secondo me uno dei mali di questo paese negli ultimi 20 anni è che ci siamo divisi in tifosi. Non abbiamo più ragionato, abbiamo fatto finti dibattiti in cui ciascuno manteneva la propria posizione e il dibattito era funzionale allo spettacolo di questa politica che in realtà non risolveva mai i problemi. La seconda questione riguarda secondo me la vera ragione dell'arrabbiatura della gente. Non dobbiamo dare per scontato l'idea che la gente accetti che ci sono i sacrifici, perché prima dobbiamo spiegare alla gente quali sono le ragioni di questa crisi e perché questa crisi prodotta ci ricordiamo, le grandi speculazioni eccetera eccetera, la devono pagare quelli che la crisi non hanno prodotta. Questa secondo me è la grande domanda rispetto alla quale se la politica sa dare una risposta forse può recuperare credibilità. Perché io, che mi dicono ho vissuto al di sopra delle mie possibilità una pizza al mese, devo pagare una crisi prodotta da un sistema? Ultima cosa, banche. Attenzione, italiani. Io non vado in banca con l'atteggiamento del suddito. La banca esiste in quanto ci sono dei risparmiatori, ok? Quindi riappropriamoci del ruolo della cittadinanza. Non siamo degli spettatori, non siamo il pubblico, siamo i cittadini e possiamo fare qualcosa se riusciamo a mettere insieme dei comportamenti virtuosi. Diversamente ci arrabbiamo e basta, poi rimane come prima e domani mattina saremo più incazzati. Chiedo scusa, grazie ancora. Grazie della sua telefonata. C'ha ragione il nostro telespettatore. No, prego. Secondo me la telefonata vuol dire che ha fatto un ragionamento assolutamente
condivisibile. La dignità è una cosa importante, attenzione, perché ci stanno mettendo nella situazione in cui a testa bassa si va a pagare le tasse, a testa bassa si va nell'ente pubblico, cioè, soprattutto le persone che hanno una certa età, è facile che pieghino la testa perché hanno subito già situazioni precedenti, e non è giusto, perché l'onesto, la persona corretta, non è giusto che abbassi la testa quando la colpa non ce l'ha di questa situazione. Importante è anche dire l'aspetto di riappropriarsi del proprio ruolo di cittadinanza attiva, no? Che vuol dire evidentemente anche il cittadino per molto tempo, forse perché le cose andavano meglio, perché la pancia era piena, ha delegato un ruolo che peraltro adesso sente di dover, e questo è un sintomo positivo, sente di dover riacquisire nella misura in cui il cittadino comunque è quell'elemento di attività, che sia l'attività dell'amministrazione, a cui vanno indirizzate tutte le politiche piuttosto che. E mi permetto di sottolineare anche l'aspetto banche-imprese. Ritengo che l'ultimo intervento sia stato importante. Ognuno si deve riappropriare, nel rispetto dei propri ruoli, di quello che è lo spazio che gli compete. Quindi se le banche una volta, supponiamo quelle popolari, le BCC, erano quelle banche che erano definite le banche del territorio, ritornino ad essere le banche del territorio, perché anche loro hanno preso i soldi probabilmente in modo diretto o indiretto, dipende dalla BCE, ma comunque stanno ragionando con le stesse regole delle banche più grandi, e addirittura delle volte sta mettendo in difficoltà a maggior ragione molti imprenditori, perché evidentemente essendo piccole hanno anche delle capacità diverse. Allora io dico, se l'economia, che per molti anni ha fatto bene al nostro paese in tutti i sensi, perché voglio dire, adesso va bene buttare via tutto, ma noi siamo cresciuti, siamo diventati un paese che dopo la guerra ha fatto molti passi, probabilmente forse troppo veloci, però siamo riusciti a creare un'economia sostenibile che poi è andata a diluirsi in un'economia finanziaria che ha prodotto questi danni. Allora quello che io dico è, premesso che questo è il quadro della situazione, io non sono d'accordo con lei che la cura Thatcher sia la cura che serve a noi, perché noi non siamo inglesi e probabilmente non abbiamo queste grandi competenze bancarie per fare finanza ad alti livelli. Allora dico, se il nostro paese è un paese manifatturiero, che ha delle qualità comunque indiscusse, perché a livello internazionale adesso sembra anche semplice, però voglio dire, siamo i guru della moda, siamo degli elementi riconoscibili con dei marchi che peraltro perfino la Comunità Europea voleva non sostenere inizialmente, il famoso Made in Italy. Allora dico, se veramente con tutti questi fattori negativi che abbiamo elencato siamo ancora qua che facciamo impresa, forse qualche buona caratteristica ce l'abbiamo. Certo, c'è una telefonata, pronto? Sì, salve, sono Franca Equizzi, ex consigliere comunale di Vicenza. Sì. Volevo chiedere, visto che c'è il signor Abalti che mi conosce, volevo sapere come mai, visto che adesso lui parla di poteri forti, di lobby, come mai lui è stato favorevole allo scempio della base al Dalmolin, della base americana. Volevo poi porre un altro quesito, perché non viene cambiato il patto di stabilità con una legge? Forse perché è più conveniente affidare le consulenze a magari amici e parenti che non assumere dipendenti. Ultima cosa, hanno parlato di suicidi di imprenditori. Mi chiedo come mai, dopo la denuncia fatta da un giornale locale, Vicenza Più, su un imprenditore che viene vessato da una banca di Nove, nessuno dei politici ha preso posizione. Ecco, questi sono i tre quesiti che volevo porre. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Abalti e dopo però anche Santolin per quanto riguarda il patto di stabilità. Rispondo a Franca Equizzi, che saluto, era consigliere comunale come un mandato precedente in città. Sul tema della base Dalmolin ci fu all'epoca un grandissimo, siamo fuori tema, però rispondo rapidamente a Franca. Sul tema della base Dalmolin ci fu all'epoca un forte dibattito all'interno della maggioranza di allora, dove alla fine prevalse una linea. Io avevo una linea mia che era quella del sì alla base Dalmolin, ma con la logica delle compensazioni, ossia che potessero pure arrivare gli americani, perché comunque non era una scelta che dipendeva
dal Comune di Vicenza, ma era una scelta che dipendeva da accordi internazionali che noi di fatto subivamo, però era giusto che l'amministrazione comunale di allora, di cui io facevo parte perché ero assessore in giunta comunale, facesse di tutto per compensare questo impatto con delle infrastrutture importanti di cui beneficiasse il territorio. Certo. Siamo arrivati poi, e chiudo, con un'amministrazione di segno contrario che attualmente governa la città, che ha fatto dell'anti-americanismo e dell'anti-base ha costruito la campagna elettorale del 2008. Oggi ci troviamo con gli americani in arrivo, con la base realizzata e come compensazione un parco inutile nell'area del Dalmolin. Quindi su questo potremmo divertirci, e Franca che fece la battaglia, alla fine anche lei, pur avendo fatto la battaglia, il popolo di No Dalmolin, a parte quello a cui fa riferimento lei, è stato trasformato da popolo antimilitarista in giardinieri del Parco della Pace. I suicidi, perché dopo invece il patto di stabilità vorrei che affrontasse lei. Sì, prego, facciamo no, sono perfettamente d'accordo, dottoressa Quizi, cioè patto di stabilità va rivisto evidentemente, perché come la Regione, evidentemente perché ci sono stati interessi per tenerlo fermo, soprattutto nelle comunità nostre che erano virtuose, no? Nel senso che i nostri comuni avrebbero dovuto, evidentemente sono interessi. Posso dire, scusa, il patto di stabilità nasce per i problemi dell'amministrazione del Sud. Sì, ma infatti è quello allora, il discorso, noi come blocco del personale. Come blocco del personale. Noi abbiamo tutte le amministrazioni, qua non è neanche una questione di destra o sinistra, di appartenenze, è uno stile di amministrazione diverso. Le amministrazioni del Nord, le amministrazioni del Veneto, che io conosco bene, vivo nel Veneto, vivo qui, sono amministrazioni virtuose, sia che siano amministrate da sindaci di centrodestra, sia che siano amministrati da sindaci di centrosinistra, perché c'è una piattaforma minima di regole e di stili che sono quelli della sobrietà, sempre. E io questo l'ho visto quando ero in maggioranza, lo vedo oggi che sono in minoranza, ma comunque c'è una piattaforma minima e questo va detto. Si è sempre detto no alla riforma del patto di stabilità, perché altrimenti cosa succede? Che in certe aree del paese sfondano regolarmente i conti, vengono fuori dei disastri, dopo deve intervenire lo Stato, come applicando le tasse a tutto il resto del paese. Certo. Ma è un ulteriore elemento che noi subiamo, e che il disagio l'abbiamo doppio, diciamo, per rispondere anche perché il Veneto è stata una regione virtuosa, ha pagato diciamo, come la Lombardia e come l'Emilia più tasse, diciamo, delle altre regioni italiane, e ci troviamo dopo anni che comunque paghiamo, evidentemente facciamo ricchezza, facciamo valore, paghiamo tasse, ci troviamo a queste situazioni veramente negativi. Quindi è evidente che vogliamo rincorrere chi ha sbagliato, siamo anche molto arrabbiati, però torno ancora per fare la visione economica di prima. Non è che sia stata la causa dei problemi economici, la causa della crisi finanziaria. Quella è stata una colleganza, la vera causa è stata la crisi economica, cioè come le dicevo prima, qui evidentemente non siamo più riusciti a produrre beni e servizi, e quindi chiaramente misura sufficiente, tutta la nostra, cioè, non solo le imprese ma anche i professionisti, i servizi che davano eccetera, tutta la nostra collettività non è stata più in grado di fare quello che faceva 10 anni prima. Scusi dottore, questo vale per il Portogallo, per la Spagna, per questo vale per il Portogallo, per la Grecia, vale per tutte le altre, ma anche per la Germania, che sta perdendo anche lei quote di mercato. Anche eccetera. Per la Cina adesso, perché mi pare di aver capito che è in calo. Allora, in questo momento qua dobbiamo riprendere tutti assieme, uniti, non è un problema italiano, questo lo volevo dire. E in questo momento però siamo in un momento peggiore, siamo in fondo a un buco e cerchiamo evidentemente che sia il governo faccia ripartire politiche, diciamo, di crescita, ma anche noi dobbiamo cominciare a valutare qualcosa di diverso, insomma. Posso solo visto che comunque rappresenta le imprenditrici del Veneto.
Credo sia importante ragionare, e quindi mi rivolgo ancora alla politica, nell'ambito di quello che può essere il lavoro femminile e giovanile nella prossima economia. Allora, da questo punto di vista ci sono statistiche, ricerche e quant'altro che dicono quanti punti di PIL noi potremmo, tra virgolette, nel giro di poco tempo riuscire a creare, nella misura in cui creiamo condizioni perché lavoratrici o imprenditrici, donne e giovani riescano a trovare una economia favorevole. Sono stati bloccati allora, da questo punto di vista io credo che le amministrazioni hanno dei compiti e quindi devono cercare di produrre la possibilità di nuovi servizi alle famiglie, un aspetto culturale che evidentemente comunque con difficoltà, ma in ogni caso sta passando. Il ruolo non è della donna in famiglia, ma la donna può lavorare, contribuire, purtroppo oggi non è neanche più una scelta perché il reddito probabilmente del singolo non basta, e quindi a maggior ragione per dare serenità alla famiglia occorre anche un insieme di politiche che guardi all'interno della famiglia non più come un nucleo che si deve arrangiare, ma come un nucleo che è potenzialmente fruitore di servizi che siamo arrivati a 350 euro di media per quanto riguarda l'asilo nido, come lo si chiama, per bambino, di media 350 con punte molto esatto, prego, allora, questo per dire. Due questioni. Prima il presidente dei commercialisti Vicenza ha detto che siamo alla fase A e quindi siamo alla cura da cavallo. Ammesso che il paziente sopravviva, non abbiamo ancora capito la riabilitazione come sarà, le vitamine e tutto quello che ci va dietro, no? Allora, tante volte in politica è stato usato l'effetto annuncio. Allora, se l'aspetto psicologico della è fondamentale. Non togliete la speranza. Allora, è vero che l'effetto annuncio ha degli effetti negativi. Però peggio di così non può andare, perché Monti non comincia a dirsi quale potrebbe essere la riabilitazione. No, ha parlato di 20 anni però, la cosa che mi ha terrorizzato è che una volta ha detto 20 anni. La prudenza non serve più, mi scusi, siamo alla frutta, quindi la prudenza a questo punto non serve più. La seconda questione che sollevava l'imprenditrice, la signora che ho qui a fianco, è fondamentale, perché attenzione, uno dei sistemi, una delle questioni che andremo a toccare è quello del welfare, che costa troppo. Perché la nostra economia non è in grado di pagare. Il welfare di 30 allora, anni fa. nel pensare al welfare c'è tutto quanto un ragionamento legato alle scelte di familiarità, di stili di vita, di benessere, e che è legato evidentemente alle figure femminili, ai giovani e quest'altro. Allora, a me viene da ridere quando tutta l'Europa, tutto il mondo sta pensando a modelli di lavoro, di flessibilità dell'orario di lavoro, di possibilità di lasciare lo spazio libero perché la gente possa fare anche quelle scelte di benessere, no? E noi stiamo discutendo da 3 mesi dell'articolo 18. Parliamo dell'articolo 18 per non parlare di altro, stiamo prendendo per il... Scusate, la gente stiamo parlando, perché questo è il vero problema. Non è possibile che il problema quando gli imprenditori continuano a dire non è quello il problema, perché adesso emerge con il ministro del Qatar che è venuto qui, che ha detto chiaramente a Monti il problema è la corruzione da voi in Italia, stiamo parlando di un paese del Qatar, ha detto non vengono ad investire perché la corruzione. Il massimo credo abbiamo raggiunto con la Tanzania, che ha detto i soldi che vengono dall'Italia sono sospetti. Credo che no, però attenzione, c'è un altro aspetto che può essere preoccupante per le imprese, e ho appunto voluto aver presente tanto i commercialisti quanto aziende, che la manovra Monti, taceriana che sia, sta volgendo a ammazzare i piccoli e salvare i grandi. Non per niente l'IRI è più bassa per le aziende capitalizzate, attenzione. Esatto. Non per niente Monti è andato dove grandi aziende ci sono, in Cina in modo particolare, perché la Mission Oriente era Cina-India, cercando di portare qui le aziende con grandi capitali. Non per niente la manovra è ben precisa, perché poi la Thatcher questo ha fatto, ha ammazzato il piccolo e ha incoraggiato. Ammazzato è una brutta parola. Vabbè, tra virgolette, ha ridotto i produttori di domanda interna. Questo è quello che spaventa, perché la ricchezza del nostro paese, la peculiarità è stato il piccolo, che in Inghilterra peraltro ci hanno osservato con la lente di ingrandimento. È stato il piccolo per un certo periodo però quel modello è finito. Ma perché lo si vuol far finire, è quello che dico, ma perché se ancora ci sono aziende fiorenti, se ancora abbiamo avuto
si vuol cambiare, ma quel perché l'Europa ci comanda quel modello, questo? come ho cercato di spiegare prima, purtroppo so che dico cose negative e cose che potrebbero anche suscitare un po' di reazione negativa, ma i numeri dicono questo. Infatti Ikea oggi viene a investire in Italia, non investe sul grande, ma investe sul piccolo. Ikea viene a investire nella zona piemontese, evidentemente prelevando anche Veneto, d'accordo, ma lì a Padova ce l'abbiamo già. Non vado a capire, bisogna capire perché evidentemente ci sono altre situazioni. Il meccanismo è che la grande impresa rimane una grande impresa nella misura in cui riesce a collocare le artigianalità e chiaramente la piccola impresa in un sistema a rete dove il grande può affrontare il mercato internazionale e può avere prodotti di qualità cercando di far crescere una rete di piccoli. Il problema di fondo è che se riconosciamo questo modello come un modello virtuoso che serve all'Italia per crescere, quindi non ammazziamo il piccolo perché evidentemente abbiamo il compito di farlo crescere, con un modello che non può essere quello della grande impresa, che può essere utile però alla grande impresa. Non sono amministratore delegato dell'IKEA, ma probabilmente ci saranno stati anche costi logistici che evidentemente sono stati maggiori dei costi che l'IKEA avrebbe della moda, facendo creare. Ma sta tornando indietro. Diciamo, qui trova anche una manodopera specializzata sia nelle forniture immobiliari che in giro non trova, quindi avrà fatto i suoi conti. Tuttavia che l'impresa italiana evidentemente ha avuto alcuni problemi sul mercato internazionale, mi pare evidente, insomma, no, stiamo crollando. Quindi, comunque la speranza che lei vuole trasmettere per noi, ci rincuora perché altrimenti lo dice un tecnico commercialista e questo ci rincuora. Una battuta di chiusura perché siamo arrivati al termine, stiamo sforando. Anch'io spero che quello che sta succedendo sia quello che è successo in Inghilterra quasi 30 anni fa. C'è un dettaglio però, la Thatcher era espressione degli inglesi, era stata votata. Qui c'è un'anomalia, questo non è un governo votato dagli italiani, è un governo imposto dal sistema finanziario, dalle banche. Tre cose secondo me molto semplici. Riforma elettorale ridando voce agli elettori che si scelgono i deputati e i senatori con riduzione del numero degli stessi. Eliminazione di alcune questioni sulle amministrazioni pubbliche, quindi il patto di stabilità, il blocco delle assunzioni per quelli che hanno il bilancio a posto e quindi il rilancio diciamo così, dei lavori pubblici che sono sempre stato un volano importante nell'economia e secondo me accesso al credito per le piccole aziende. Queste sono le tre cose da fare immediatamente secondo me. E le accise della benzina da controllare. E qualche segnale di speranza perché il grigiore di Monti mi fa venire il mal di stomaco. Presidente, l'accesso al credito, la riduzione della spesa pubblica e probabilmente una nuova politica economica che sappia rilanciare le imprese piccole e grandi italiane in un contesto sia italiano che internazionale che meritano. Per dar lavoro e speranza a tutti i cittadini. Grazie di aver partecipato alla nostra trasmissione, grazie ai tanti telespettatori. Mi dispiace che non tutte le telefonate purtroppo siamo riusciti a passarle, a metterle in onda. Partecipate a martedì prossimo alla prossima diretta e comunque domani come sempre alle 12:40 siamo insieme. Il tema riguarda il fisco, avremo il CAF, quindi parleremo delle tante novità che ci sono, non sempre piacevoli, deduzioni, detrazioni e quant'altro. Grazie ancora di averci seguito e aver partecipato, appuntamento a domani, arrivederci.